Buongiorno, buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon venerdì, vi ricordo il numero per chiamarci in diretta, buongiorno a Giulio che dalla regia prenderà tutte le vostre telefonate, il numero è lo 0266 20 35 29 oppure mandateci un sms al 346 64 277 56, siamo sempre in diretta da Milano dalla sede di via Bellerio. In diretta telefonica con noi in questo momento abbiamo un amico di RPL, il giornalista del Il Tempo, Pietro De Leo. Ciao Pietro, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, carissimo Pietro, parliamo un po' di ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Abbiamo visto ieri il Premier Conte parlare sul caso Siri. Il Premier Conte chiede le dimissioni del sottosegretario. In questi ultimi minuti Salvini sul caso Siri dice: Conte mi sfidi sulle tasse, non sulla fantasia. E dice sul taglio delle tasse il vice premier ogni giorno perso non torna più. Tu che ne pensi del caso Siri, di tutta questa vicenda scoppiata nei giorni scorsi? Allora, innanzitutto ti chiedo 5 secondi per una mozione degli affetti, perché voglio esprimere vicinanza a tutti voi, a tutti gli ascoltatori. Grazie. Perché vedo che negli ultimi giorni Radio Padania è un po' bersaglio di certa stampa, diciamo così, sì. Un po' velenosetta, ecco, che come al solito quando le realtà si occupano di quella cosa che fa molto spavento, che si chiama identità, allora poi si scatenano. Quindi un grande abbraccio da qui a tutti voi. E ti ringraziamo. Detto questo, questione Siri, che dirti, secondo me il modo in cui Conte ha cercato di uscirne è un modo che ha una bella maschera della politica, perché ha detto che lui non chiede a Siri le dimissioni per l'avviso di garanzia, no? Sì. Ma gliele chiede perché quel famoso emendamento che lui ha provato a far approvare non risponderebbe agli interessi generali. Allora, calma, perché comunque innanzitutto ha detto che nessun emendamento al mondo risponde agli interessi generali, no? Ogni legge ha una specificità, ha una platea e magari se viene approvata quella determinata legge consola una platea ma ne fa incazzare un'altra. Questo certo. È un po' un principio di realismo, prima cosa. Seconda cosa, la realtà è questa, cioè che qui siamo ancora a quella forza politica, il Movimento 5 Stelle, che considera l'avviso di garanzia come determinante per la carriera politica, per il percorso politico di una persona, e sta applicando quel principio ad un sottosegretario. La realtà è questa. E certo. Quindi per molti aspetti quello che ha detto Conte è tra virgolette una supercazzola che è facilmente sgamabile, perché la realtà si capisce platealmente. E Salvini comunque fa bene dal suo canto a riportare la questione sulle cose, sulle tasse, sui punti di programma che interessano alle imprese, perché non è facendo una crociata contro una persona e contro il ruolo che ricopre quella persona che si può governare. È una partita, secondo me, che tanti giornali sbagliano a dire il derby, braccio di ferro, Lega 5 Stelle. Qui secondo me, Antonio, c'è una cosa un po' più grande, cioè c'è quella roba che va avanti da 20 anni, secondo cui ad un certo punto arriva l'avviso di garanzia della magistratura, ti fa crollare governi, ti fa saltare per aria coalizioni. È una deriva che assistiamo da 25 anni. Allora il discorso è: andiamo avanti con questa roba per l'ennesima volta con una forza giustizialista che consegna l'iniziativa politica di fatto in mano ai magistrati, oppure uno dice proviamo a cambiare quello che è stato e che continua ad essere un vulnus della nostra democrazia. Io penso che la partita sia questa, oggi come oggi. Sì, senti Pietro, adesso veniamo un po' ai tuoi articoli sul Tempo. L'altro giorno ci sono stati dati Istat che dicono l'Italia non è in recessione, c'è stata l'esultanza del Movimento 5 Stelle. Che cosa succedeva quando c'era al governo il PD? Quali erano i dati? E tu in questo articolo che intitoli lo 0, cambia valore a seconda di chi è al governo, cosa hai scritto in questo articolo? Bellissimo, questo è un principio spettacolare, perché c'è la diffida dello 0, in base a cui
il copione è sempre quello, ma le parti in commedia se lo scambiano. Cosa voglio dire? Voglio dire che io ho preso, allora va detto una cosa, partiamo dal dato scientifico, più 0,1 sicuramente è una notazione positiva che ribalta tutto il catastrofismo che è stato fatto negli scorsi mesi, ed è ancora più positiva considerando poi la grande pressione degli osservatori, delle agenzie di rating, vecchi premier mai eletti che invocano la patrimoniale, quindi nonostante tutte queste grandi pressioni sul governo si ha questa cifra positiva, quindi bene, però insomma non benissimo, no, perché 0,1 è 0,1. Abbiamo sentito Di Maio dire siamo come un treno, andiamo avanti come un treno, altri del Movimento 5 Stelle domani il 1° maggio, perché qui i dati sono usciti il 30 aprile, domani è il 1° maggio, festeggeremo eccetera eccetera, e abbiamo visto di converso il PD che invece ha dato strali perché dice la crescita è bassa eccetera, quindi questa è la situazione del 30 aprile. Se noi facciamo il rewind come quando come con i CD, con i videoregistratori di una volta, andiamo a qualche anno fa, che cosa vediamo? Vediamo che quando l'Italia cresceva pochissimo e c'era Renzi al governo, il PD festeggiava e il Movimento 5 Stelle faceva strali sul fatto che la crescita fosse molto bassa. Allora, che cosa vuol dire tutto questo? Tutto questo è semplicemente lo specchio, la rivelazione di quello che è una gran parte del dibattito politico di oggi, cioè si sta molto sul minuto, si sta molto sullo slogan, si sta molto sull'attimo delle cose e meno sulle prospettive più ampie, sui grandi disegni, sulle grandi dinamiche. Questa è un po' una dinamica, ma quello che emerge, diciamo, da tutto questo è il solito moralismo, direi, della sinistra, che oggi stanno là, condannano, e quando loro invece stavano al governo. Addirittura io sono andato a riprendere una che è bellissima, una dichiarazione di Renzi nel 2015, un'intervista al Messaggero in cui la giornalista che lo intervistava gli diceva: Presidente, però abbiamo chiuso il primo anno, cioè il primo anno del suo governo, il 2014, a meno 0,4 di crescita, e Renzi rispondeva: sì, ma i numeri li lasciamo agli specialisti, qui l'aria è cambiata e lo si percepisce andando in giro. Ecco, questi sono loro, questi qua sono loro. Senti Pietro, per quanto riguarda invece la politica, proprio la politica stretta, ecco, per quanto riguarda il taglio dei parlamentari, c'è il sì del Senato, quindi adesso passa alla Camera, no? Questo provvedimento dovrebbe essere approvato entro le europee. Secondo te che cosa si risparmierà con questo provvedimento, che poi è fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, giusto? Sì, quello è il loro cavallo di battaglia, è il dagli alla casta, tra virgolette. È un provvedimento che è un po' più complicato di quanto sembri, perché poi assieme al taglio dei parlamentari tu dovrai anche provvedere a fare la rivisitazione di tutti i collegi elettorali. Quello è uno snellimento. Non è detto che lo snellimento innanzitutto è anche molto sentito dalle persone, questo va detto, perché anche sensibilmente la gente chiede una macchina dello Stato più snella. Però io ho sempre avuto una convinzione, cioè che non è che lo snellimento delle Camere salvi la politica. C'è sempre il nodo della qualità della classe dirigente, il nodo della qualità degli eletti, del ritorno delle culture politiche, e quello veramente può salvare le istituzioni. Questo sì, questo è un passaggio. Comunque il governo, all'interno del governo anche vedo che la Lega è favorevole, è un passaggio che evidentemente si sentono di fare. Ci hanno provato tutti, perché in realtà è dall'82-83 che si prova a tagliare i parlamentari, non c'è mai riuscito nessuno. Vediamo se questa volta sarà quella buona. Allora Pietro, abbiamo delle telefonate, sentiamo la prima telefonata. Chi ci chiama? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, siete Antonio da Napoli. Ciao. Innanzitutto la prego di accogliere la mia solidarietà per quanto sta succedendo alla vostra radio, perché il Paese Democratico
è inammissibile che si chiuda una radio, cioè è una cosa inconcepibile. Io non riesco a capire per quale motivo sia stata chiusa questa radio a livello nazionale. Non è stata chiusa assolutamente, quindi abbiamo chiarito ieri un po' la vicenda. Prego. No, volevo solo dire che praticamente per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, no? Premesso che gli extracomunitari, in particolare gli africani e gli zingari, sono molto prolifici, quindi gran parte di questo reddito, questi soldi investiti dal governo, sono andati a queste persone, e qui hanno penalizzato ovviamente le altre persone che avendo lavorato fino al 17 in quell'anno hanno superato presumibilmente il reddito consentito e non è stato concesso il reddito. Io per esempio pago 420 euro di affitto, la moglie invalida, un figlio disoccupato, percepisco 5,85 di pensione, a me non è stato concesso perché mio figlio nel 17 ha lavorato 4-5 settimane con un'azienda farmaceutica, l'ha fatto superare la soglia e praticamente non ha più lavorato. E io devo campare con 5,85 più 2,95 che percepisce mia moglie, e praticamente sottragga 4,20 di affitto che io pago, più le spese per vivere, e faccio fatica a superare la sopravvivenza. E questa è la cosa giusta. Le persone, mi meraviglio anche di Salvini, che lui dice prima gli italiani e poi concede a queste persone la possibilità di vendere redditi che in Italia la loro vita non ha mai pagato una lira di tasse. E inoltre mi volete chiedere chi è che assume uno zingaro? Chi è che assume? A parte loro non hanno voglia di lavorare, rubano solamente, no? Stanno solo a rubare, perché poi come fanno a spiegare le macchine di lusso, l'oro e tutto il resto? Commettono solo reati e godono di questi benefici anziché dare a chi per una vita ha mantenuto questo paese con il lavoro e con le tasse, si vede penalizzato e poi vede queste persone, insomma, non voglio dire indegne, ma comunque che percepiscono il reddito di cittadinanza, perché essendo prolifici acquisiscono il diritto più degli altri. Va bene. Anche per le case popolari e tutto il resto. Va bene, allora grazie mille per la sua solidarietà alla radio. Allora Pietro, sul reddito di cittadinanza. Sì, guarda, io ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il signore e mette in evidenza una questione molto importante, cioè che c'è una sorta di competizione di welfare tra italiani che sono in difficoltà e stranieri, ed è esattamente quella la fotografia di quello che sta accadendo, ed è esattamente la fotografia di quello che la sinistra delle elite, no? Di quelli che scrivono magari da New York, di quelli che non pigliano la metro la mattina, che non vivono le periferie, si rifiutano si rifiutano di voler capire, cioè che il tema immigrazione incontrollata va ad incidere soprattutto sulle classi più basse, e questo è un tema che Salvini ha capito forse prima, ma sicuramente molto meglio di altri, ed è un tema che riguarda il disegno della nostra società da qui ai prossimi decenni. Quindi questo il fatto generale. Detto, andando nello specifico, il reddito di cittadinanza, il signore ha ragione quando lamenta il fatto che viene concesso anche agli stranieri, va detto entro determinati requisiti, però c'è anche da dire che non avrebbe potuto essere diversamente, perché c'è tutto uno storico, ci sono tutti dei precedenti che dimostrano che quando le misure di welfare sono state concesse soltanto agli italiani, poi è arrivata la Corte Costituzionale che ha bocciato quelle norme, perché hanno motivato con il fatto che le misure di welfare, riferendosi alla persona in quanto tale, devono prescindere dalla cittadinanza, dall'appartenenza, eccetera, dall'origine, ma devono essere assegnate appunto alla persona. E quindi questo è un altro paradosso, no? Abbiamo aperto la nostra chiacchierata parlando dell'influsso della magistratura, questo è un altro paradosso di come spesso chi giudica le norme, no, l'applicazione delle norme, poi entra sempre a piedi uniti con la nel campo politico cambiando il corso delle cose, e questa è una prova. Benissimo Pietro, allora abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Intanto complimenti per la trasmissione e per il palinsesto della radio, che è l'unica che trasmette le cose come stanno e che si lascia la possibilità di chiamare, quindi questo è molto importante. Grazie mille. Le altre radio non riescono a farlo perché devono controllare, tenere sotto gestione chi chiama e non li fanno neanche parlare. Però, detto questo, una cosa importante che volevo dire al giornalista che è lì con voi,
è che nessun giornale, nessuno dei suoi colleghi, nessuno della televisione, della RAI sottolinea il fatto che è finita la recessione per l'Italia, cosa che invece c'è per la Germania. E come giustamente diceva lui prima, cioè non viene sottolineato il fatto, cioè non è una cosa positiva questa. Questo governo nel giro di un anno ha portato a questo risultato. Quindi il fatto che non venga sottolineato, vorrei dire, perché la radio non fa come Radio Radicale, si mette a trasmettere le cose dal Parlamento e piglia i contributi come fa Radio Radicale, che guadagna un sacco di miliardi e non viene preso da nessuna parte. Vecchie lire, miliardi sono milioni adesso. E quindi dico, prego. La depressione, il fatto che non siamo più in recessione, nessun giornale lo ha sottolineato. Quindi questa politica ha dato un segno positivo, cioè questo atteggiamento ha dato un segno positivo. Ma la cosa tra l'altro interessante è che tutti criticavano quelli che diceva lui da New York con le bretelle, che criticavano Trump. Adesso l'economia americana, il 61% degli americani sono contenti del loro risultato e della loro economia. Sì. Tra qualche anno lo saremo anche noi. Io spero che non litighi la Lega con i 5 Stelle, perché ci vuole buon senso e consideriamo che se abbiamo tutti contro vuol dire che le cose le facciamo positivamente, che è una cosa costruttiva. Cerchiamo di non farci prendere la mano dall'orgoglio e abbassiamo la testa e continuiamo a lavorare come abbiamo fatto. Ascolto il vostro risultato per radio. Grazie mille al nostro ascoltatore. Pietro, come vuoi commentare? Grazie. In realtà comunque il fatto del più 0,1% i giornali lo hanno riportato. È quello su cui concordo con il signore, che tra l'altro abbiamo parlato anche in altre occasioni, è l'enorme pressione critica preventiva che viene fatta sull'Italia. Le agenzie di rating, gli osservatori, ad esempio, ecco un fenomeno che si ripete costantemente: quando deve uscire un giudizio di un'agenzia di rating è fissato, che ne so, per mercoledì, no? Data fantasiosa. Mettiamo che mercoledì esce l'agenzia di rating, il giudizio dell'agenzia di rating sull'Italia. Tu vedrai che fin dalla mattina le agenzie saranno inondate di comunicati, di dichiarazioni di politici che dicono: ma tanto il giudizio sarà negativo, l'Italia si avvia verso la catastrofe, colpa del governo, eccetera eccetera. Queste sono quelle dinamiche che fanno male all'economia e fanno male ai mercati, e quindi su questo io concordo con il signore. Prova ne abbiamo avuta ad esempio quando doveva essere redatta la manovra 2019 e tu avevi per esempio i commissari europei, pensiamo a Moscovici, che parlava sempre a borse aperte dichiarando censure continue, critiche continue alla manovra. Quando si propose la stessa dinamica qualche settimana dopo in Francia, con l'ipotesi di uno sforamento del deficit del 3%, che come noi sappiamo è un dogma la cui violazione è gravissima in Europa. Moscovici parlava a borse chiuse con molta maggiore cautela. Quindi ecco, il doppio binario a sfavore dell'Italia, la doppia morale a sfavore dell'Italia è su queste cose qua. Poi un flash, il signore citava Trump giustamente, perché i dati della crescita negli Stati Uniti sono molto buoni, il 3,2% l'ultimo dato uscito, tutti quelli, ricordiamo, dagli attori agli scrittori agli intellettuali che preventivavano catastrofi con la presidenza Trump, ora sono del tutto smentiti, sono stati del tutto smentiti e sono zittiti dai fatti. Certo, 3,5 contro 3,2 contro 0,1, chiaramente ad avercela quella crescita là, però comunque rispetto alla prospettiva di recessione che si era aperta qualche settimana fa, questo segno positivo sicuramente va acquisito di buon grado. Perfetto. Pietro, senti, i tuoi prossimi articoli sul Tempo che temi tratteranno? Sicuramente vediamo ora come procede la campagna elettorale verso le europee, vediamo anche come si delineeranno gli assetti delle alleanze a livello europeo e come si svolgerà anche il dibattito in Italia. Io mi auguro che il dibattito sia un po' meno sulle cose nostre e un po' più sulle cose europee, perché veramente è vero purtroppo che non è così, perché vabbè, che tanto le contingenze sono quelle e sono incontrollabili, però veramente questa elezione, secondo me 2019 del Parlamento europeo, è decisiva per
capire e per disegnare anche il futuro dell'integrazione europea, mai come oggi forse, perché noi veniamo da 5 anni di una commissione del tutto fallimentare. Benissimo. C'è una consapevolezza diffusa che l'alleanza tra Partito Popolare e Partito Socialista ha prodotto solo disastri. Ci sono delle crisi internazionali alle nostre porte, pensiamo ad esempio alla Libia. Quelle che non sono alle nostre porte, come il Venezuela, comunque implicano una presa di posizione ed un attivismo politico. Ecco, per questo motivo, insomma, rivedere l'Europa e rivedere anche le alleanze in Europa è fondamentale, e gli italiani dovrebbero capirlo, dovrebbero avere un po' più confidenza con queste materie, secondo me. Benissimo Pietro, allora purtroppo siamo in chiusura, grazie mille come al solito per la tua disponibilità, ci sentiamo prestissimo di nuovo in radio, buona giornata. A presto, buon lavoro e buona giornata a voi. Grazie mille a Pietro De Leo, giornalista del Tempo. Dalla regia Giulio Carnelli mi fa segno ok. Abbiamo con noi al telefono la deputata della Lega Elena Murelli. Buongiorno Elena. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Allora Elena, so che tra pochissimo sarai sul palco con il ministro Salvini a Reggio Emilia, giusto? Esatto, arrivo dal palco di Fidenza e mi stavo spostando per andare sul palco di Reggio Emilia. Ecco, benissimo. Cosa ha detto il ministro a Fidenza? Allora, a Fidenza il ministro ha naturalmente parlato di quello che è il blocco degli sbarchi e dei risultati che sono stati fatti in questi mesi di governo. Questi mesi di governo che hanno portato anche alla diminuzione del contributo da 35 euro a 21 euro per ogni immigrato per le cooperative che li gestiscono. Molti di questi bandi sono andati a vuoto perché non c'è più il guadagno, e con i soldi che abbiamo risparmiato della gestione andiamo ad assumere 8.000 nuove persone nelle forze dell'ordine. Questo è il messaggio importante che Matteo Salvini ha dato. In più ha toccato la campagna europea. Ieri la sua visita ad Orban, in cui hanno parlato di quello che sarà il futuro dell'Europa, ha parlato anche della difesa dei confini che lui ha attuato con i 600 chilometri di reticolato e di guardie lungo i confini dell'Ungheria. Ha parlato anche dell'evento del 18 di maggio, dove in Piazza Duomo a Milano ci saranno 15 leader europei di 15 paesi diversi, perché il cambiamento dell'Europa parte dall'Italia. L'Italia è il motore trainante di questo cambiamento dell'Europa. Benissimo Elena, ti chiedo una cortesia di rimanere con noi altri 5 minuti subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Grazie mille. Prego. Tolgo il cuore dalla scatola. Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati Su Radio Padania Libera. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie.
Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Rieccoci carissimi amici, Elena Murelli, deputata della Lega, con noi in collegamento telefonico da Reggio Emilia, tra poco sarà sul palco col ministro Salvini. Allora Elena, passiamo invece adesso ad un altro palco, no? Un palco del concertone del 1° maggio, dove la conduttrice Ambra si è schierata contro la proposta della Lega sugli sgravi fiscali per l'assunzione di donne. Allora ce ne puoi parlare un po'? Sì, è una proposta di legge a mia prima firma, quindi presentata da una donna. Sì. E sono convintamente certa che questa proposta di legge serva, perché anche in Italia esiste la differenza tra uomo e donna nel mondo del lavoro. E dobbiamo far capire attraverso questa proposta che anche le donne valgono e devono essere assolutamente considerate nel mondo del lavoro e non discriminate perché vanno in maternità, per esempio. Dobbiamo dargli i servizi per fare in modo che possano conciliare la vita lavorativa con quella familiare. Ed ecco per quello che noi abbiamo inserito delle agevolazioni INPS per gli imprenditori che possono andare a dedurre fiscalmente queste agevolazioni per poter permettere di assumere donne di qualsiasi età. Diritto al part-time per le donne con sconti previdenziali e agevolazioni fiscali per le imprese che allestiscono al proprio interno degli asili nido aziendali o fanno convenzioni con asili nido magari nelle vicinanze. Certo. Questi sono i messaggi importanti che noi vogliamo dare alle donne. Lo slogan che Ambra Angiolini ha utilizzato sul palco non è solo uno slogan. L'incentivo fiscale lo voglio tenere per me. Perché? Perché come fai a tenerti per te un incentivo fiscale? Ti viene dato la possibilità di lavorare e quindi guadagnare e allo stesso tempo essere considerata alla pari di un uomo. Questo è sicuramente, non vogliamo discriminare, non vogliamo considerare la donna una merce da tutelare, ma bensì vogliamo portarla sullo stesso piano. Quindi è un po' contraddittorio il suo slogan rispetto a quello che ha detto successivamente sul palco dell'equiparazione del salario tra uomini e donne. Sì. Allora, vuoi l'equiparazione o allora non ti sta bene l'agevolazione fiscale? L'agevolazione fiscale è un incentivo, un modo per far capire agli imprenditori quanto valgono anche le donne sullo stesso piano e non vanno discriminate proprio per la maternità. Perfetto, chiarissima Elena. Abbiamo una telefonata. Pronto? Chi è in linea? Pronto, sono Silvana della provincia di Torino. Buongiorno signora Silvana. Buongiorno, buongiorno anche alla signora che c'è lì. Volevo chiedere una cosa, se non è un'utopia. Allora, si spendono tanti soldi per gli asili nido, non ci sono a sufficienza, sono maltrattati e via discorrendo. Non ci sono posti per gli anziani, anche questi sono sempre maltrattati, quelli che vanno a finire nei ricoveri, eccetera. Allora, perché non si rivaluta? La parola casalinga va cancellata, è stata demonizzata come contadino, che adesso è agricoltore, coltivatore, non è più contadino. La casalinga è sempre stata denigrata. La casalinga serve per i bambini, serve per gli anziani, serve per mandare avanti l'economia domestica, serve per fa 55.000 lavori. E allora non si può dargli una pensione minima anche a queste. Così chi vuole dedicarsi alla famiglia lo può fare senza sentirsi denigrata? Benissimo, Elena, non so se vuoi commentare. Sì, assolutamente. Allora, per la prima parte delle affermazioni della signora, abbiamo questa settimana, questa che arriva, diciamo, la prossima settimana, verrà approvata al Senato la proposta di legge, quindi diventerà legge per effetti perché è già passata alla Camera, la proposta di legge per l'installazione delle telecamere negli asili e nelle strutture socioassistenziali. In questo modo obbligatoriamente, quindi il passaggio dalla Camera al Senato abbiamo trovato i soldi, quindi le renderemo obbligatorie le telecamere negli asili e nelle strutture sanitarie. Purtroppo dobbiamo arrivare a questo perché dobbiamo andare a controllare come gli operatori lavorano. Naturalmente non tutti sono di questo tipo, le telecamere servono solo in via precauzionale. Per quanto riguarda il lavoro delle casalinghe, io sono la prima che lo difendo. Per fortuna che esistono i nonni e io avendo 3 figli, grazie anche ai nonni, non solo alla tata, ma anche grazie ai nonni che sono in pensione. Mia madre per esempio fa la casalinga da una vita.
sono io la prima a dire diamogli una pensione adeguata tale per cui possono fare i nonni e possono prendersi cura dei propri nipoti. Certo, benissimo. Senti Elena, ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio andare perché so che appunto è questo appuntamento importante. Novità in materia di scuola. L'educazione civica come materia obbligatoria è passata alla Camera, adesso dovrebbe passare al Senato. Quali sono poi le ultime novità in quest'ambito scolastico? Sì, allora abbiamo approvato proprio ieri alla Camera la legge sull'educazione civica, poi passerà al Senato prima di diventare legge. Questa norma vuol dare il senso di appartenenza a una comunità le cui norme derivano dalla nostra bella Costituzione. Ho sottoscritto, quindi anche il mio nome appare su quella legge con convinzione, perché ritengo che abbiamo bisogno di tornare a parlare di regole e di doveri, di educare e di essere e soprattutto di rispettare la cosa pubblica. I ragazzi devono capire che anche per esempio i giardinetti, i giochi che ci sono delle cose pubbliche, tutte devono utilizzarle allo stesso modo. Non solo i ragazzi, ma anche i genitori stessi devono insegnare al rispetto della cosa pubblica. Nonché all'insegnamento a scuola è importante, abbiamo inserito 33 ore che diventeranno obbligatorie, in modo tale che i ragazzi, i bambini, partendo dalla scuola elementare fino alle superiori, conoscono la storia, la Costituzione, chi fa le leggi, le norme sull'ambiente, l'agenda per lo sviluppo sostenibile dell'ONU, il diritto del lavoro, la legalità, la tutela del patrimonio culturale. Questi sono alcuni degli argomenti che abbiamo inserito come materie importanti sotto il cappello dell'educazione civica. E purtroppo in questi anni l'educazione civica è stata un po' tralasciata, è stata tolta, ci sono insegnanti che in ogni caso ritenevano opportuno inserirla. Per esempio mio figlio sta studiando le regole della strada, la differenza tra spazi pubblici e spazi privati, e l'educazione civica non è ancora una materia, però grazie a degli insegnanti competenti e che hanno a cuore questi importanti argomenti, vengono insegnate lo stesso. Lo abbiamo reso obbligatorio perché in questo modo riteniamo che sia un passo verso quello che è il coinvolgimento dei ragazzi all'interno della comunità pubblica e fargli capire che cosa vuol dire rispettare questo. Certo. Senti Elena, come commenti quella brutta violenza che c'è stata a Viterbo dei due ragazzi nei confronti di una 36enne? Sì, è una cosa brutta, atroce da donna, come tutte le altre violenze che si sono lette sui giornali attualità negli ultimi mesi e anche purtroppo nell'ultimo anno. È anche un brutto esempio del fatto che questi hanno girato un video e si vantavano con i loro amici di quello che avevano fatto. La mia assolutamente solidarietà verso questa donna che purtroppo ha subito queste violenze per 3 ore, e sicuramente persone di questo tipo vanno fermate, vanno chiuse in galera e va buttata via la chiave. Benissimo, allora Elena, grazie mille per essere stata con noi oggi, buon proseguimento di giornata e buon lavoro, ci risentiamo presto. Grazie mille, è sempre un piacere. A tutti gli ascoltatori, buona giornata. Buona giornata a te, grazie mille a Elena Murelli, deputata della Lega. Adesso un altro amico di RPL che non sentivamo da molto, Eric Pretto, deputato della Lega. Ciao Eric. Buongiorno a tutti. Buongiorno Eric, come stai innanzitutto? Molto bene, grazie. Siamo attivi per questa campagna elettorale che ci spingerà ad essere presenti sul territorio fino al 26 di maggio, per cui stiamo facendo gazzebi, stiamo facendo attività sul territorio, che è poi quell'attività che ti riempie di passione, ti dà giustamente la carica per ritornare a Roma a fare la nostra attività istituzionale. Benissimo, e poi ricordiamo in vista di queste elezioni il 18 maggio l'incontro a Milano, no? Con il ministro dell'Interno Salvini in Piazza Duomo. Senti Eric, ma ieri come hai visto l'incontro tra il ministro dell'Interno Salvini e Orban? Beh, è stato un incontro molto atteso, certamente, un incontro molto importante che credo sia veramente funzionale a quella che dovrà essere la politica della nuova Unione Europea. Noi stiamo combattendo a Roma per portare avanti delle iniziative di riforma dello Stato, ma spesso e volentieri ci siamo trovati dall'altra parte, anziché un interlocutore,
vorrei dire quasi un antagonista che non capiva le nostre esigenze, cioè l'Unione Europea, che faceva fatica a comprendere il fatto che per noi sono più importanti i diritti dei cittadini piuttosto che i decimali dello spread o del rapporto deficit-PIL. Dobbiamo cambiare radicalmente questa Europa, per cui è fondamentale trovare dei partner che capiscano questa linea e che condividano con noi questa impostazione. Orban è sicuramente una persona che va in questa direzione, che ha dimostrato di essere sensibile su molte tematiche come noi, ad esempio sulla immigrazione clandestina, sulla necessità di tutelare l'identità europea e di opporsi a quella che è un flusso immigratorio incontrollato. Lui ha dato prova di essere stato capace di difendere la sua nazione via terra. Noi lo stiamo facendo via mare, per cui penso che un incontro fra Salvini e Orban sia stato certamente auspicabile e possa dare un buon segno anche per tanti altri alleati europei che stanno cercando dei punti di riferimento. Benissimo, senti Eric, abbiamo una telefonata, pronto? Ah no, non abbiamo una telefonata, è caduta la linea. Eric, ieri guardavo la pagina Facebook del ministro Salvini e il ministro ha pubblicato un post dove dice è iniziata la demolizione delle torri di Zingonia e il 13 maggio il ministro ritornerà. Tu che ne pensi di questa politica del ministro? Ma io credo che sia una politica molto positiva perché è fatta di segni concreti. Chi abita in Lombardia o soprattutto nella zona del Bergamasco sa benissimo quanto sia stato problematico la zona di Zingonia. Ci sono stati dei quartieri che sono stati abbandonati a loro stessi e che sono diventati un punto di degrado, di spaccio, di delinquenza. Noi non possiamo permettere che questo accada in Italia perché significa che in quelle zone altrimenti si vanno a creare delle situazioni in cui lo Stato non è più presente. Giusto quindi è corretto che insieme a tutte le istituzioni, al Comune, piuttosto che alla Regione Lombardia, alla Prefettura, alle forze dell'ordine, ma soprattutto ai tanti cittadini che sono stati pazienti nel seguire questo iter, si arrivi all'abbattimento e alla riqualificazione di quest'area, perché vogliamo dare una nuova speranza a quel territorio. Benissimo. Senti, per quanto riguarda invece un po' il mondo, l'Europa, no? In Venezuela che cosa sta succedendo? Anche oggi ci sono delle ultime novità? Beh, il Venezuela è una situazione critica, la stiamo seguendo da mesi. Ricordo che ne parlammo anche appunto in trasmissione con voi quando c'era stata la evidente necessità da parte di alcuni cittadini italiani che vivono in quelle zone di tentare un rimpatrio. La situazione purtroppo sta precipitando e si può parlare ormai di guerra civile in quanto l'esercito è schierato da più parti e c'è una situazione evidentemente che deve essere presa in mano anche dalle Nazioni Unite, perché credo che in Venezuela, al di là di quella che è la situazione attuale, si debba arrivare a una pacificazione, si debba arrivare soprattutto a delle elezioni che diano la possibilità al popolo di esprimersi. Per cui certamente la nostra priorità è che il presidente attuale Maduro prenda atto di quella che è la situazione degenerata e si metta da parte. Ecco, Eric, guardando un po' la tua pagina Facebook, leggo 9 ore fa, tu scrivi: è sempre un piacere incontrare la Lega Giovani Veneto, un gruppo questo di ragazzi appassionati che si impegnano per dare un futuro migliore al nostro territorio. Quando è venuto questo incontro? Ieri, no? Ieri sera siamo tornati da Roma appositamente per fare questo incontro come deputati che hanno fatto parte e fanno parte del movimento giovanile del Veneto. Abbiamo voluto incontrare i tanti ragazzi che ci seguono e che sono sempre operativi. Sappiamo che adesso sono impegnati certamente per aiutare la Lega nella campagna per le elezioni europee, ma ricordo che stiamo cercando di far impegnare sempre più persone di giovane età all'interno delle amministrazioni comunali. In questa tornata ci saranno moltissime elezioni amministrative, per cui stiamo cercando di dare forza, coraggio ma anche esperienza a questi ragazzi che giustamente vogliono diventare la nuova classe dirigente della Lega. Abbiamo bisogno di questa forza, di questa spinta e credo che sia corretto anche essere presenti per dare loro un buon esempio. Perfetto. E scorrendo ancora la tua pagina Facebook, tu hai scritto il 30 aprile, oggi in Commissione Bilancio sono stato il relatore della ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Kazakistan. Cosa prevede questo accordo?
Beh, un accordo molto vasto che stiamo cercando appunto di replicare con altri paesi. E il senso di questo ragionamento è molto semplice. Il nostro governo deve supportare in modo particolare gli imprenditori, le tante aziende che vogliono esportare, che vogliono portare il know-how italiano in altre zone, e dando appunto favore a quella che è la nostra economia. Per cui fra le altre tematiche comprese all'interno di questo importante protocollo ci sono delle regole comuni sullo scambio commerciale che prevedono ad esempio la cooperazione doganale, che prevedono l'eliminazione di alcuni ostacoli agli scambi che ci sono stati in passato e che hanno creato delle difficoltà ai nostri imprenditori. E sulla base di questo la prossima settimana mi renderò anche partecipe di accompagnare una delegazione di imprenditori del Veneto alla Farnesina per iniziare a contribuire a questa messa in pratica di un accordo che certamente favorirà l'esportazione. Perfetto, ottimo. Allora, Erika, abbiamo la telefonata, una telefonata forse quella che era caduta prima. Pronto? Pronto? Sì, prego. Buona giornata, Lurazzi Carlo di Olgiate Comespo. Ciao. No, non sono quello caduto prima. Non sei tu. Volevo riferirmi alla storia delle elezioni, no? Che dice che bisogna dare la possibilità ai in Venezuela, no? Di mandare il popolo. Ma se noi andiamo a votare come succede in Italia e poi i poteri forti ci travalicano, no? Passano sopra le teste quindi calpestarne molti per far star bene pochi, è inutile andare a votare. Rivoluzione armata, buona giornata, Francherini, ciao. Allora Erika, non so se vuoi commentare. Ma diciamo che sì, è difficile ovviamente seguire questa indicazione, perché sappiamo benissimo che la democrazia ha tanti difetti, però in qualche modo è la forma di organizzazione politica e sociale che ci siamo dati e che ad oggi è l'alternativa migliore, per cui i cittadini devono avere il diritto di esprimersi ovviamente e devono essere anche liberi di esprimersi in un ambiente protetto. Per questo motivo credo che sul Venezuela sia necessaria un'azione di interesse internazionale che consenta appunto al popolo venezuelano di poter esprimere il parere appunto in libertà di coscienza. Perfetto. Eric, senti, ieri il vice premier Di Maio, presentando il programma per le prossime elezioni europee, ha detto: chi vuole le province si trovi un altro alleato. Tu come commenti queste dichiarazioni? Ma io credo che la situazione delle province vada innanzitutto conosciuta. Tempo fa noi avevamo delle province che erano degli enti di tutto rispetto, che funzionavano, che avevano un consiglio e una giunta e che avevano soprattutto delle competenze. Il governo di centrosinistra poi ha deciso di eliminarle, ma in realtà non è stata fatta questa eliminazione, perché sono stati trasportati i dipendenti da un ente all'altro e soprattutto non si capisce bene adesso quale sia la funzione concreta delle province. Una cosa che noi contestiamo soprattutto è che siano diventati degli organi di secondo livello, e cioè che l'elezione dei suoi componenti non siano più derogate ai cittadini come dovrebbe essere, bensì ai consiglieri comunali, per cui c'è stato un allontanamento anche di questo spazio che c'è fra i cittadini e questa istituzione. Io credo che, come giustamente diceva il ministro Bongiorno, oggi le province siano un ente ibrido che vanno in qualche modo riconsiderate. La nostra posizione è che vadano prese appunto rivalutate, perché crediamo che sia necessario avere un ente di transizione, di mediazione fra i comuni e le regioni, perché altrimenti pensiamo che alcune tematiche, come ad esempio la gestione delle strade provinciali e la gestione degli istituti di formazione di secondo livello, sia veramente difficile da gestire. Perfetto. Senti Eric, rimani con noi altri 5 minuti perché abbiamo una telefonata. Pronto? Sì, ciao Berna, Franco da Corsico. Ciao. Informazione, ma l'ospite abita in Venezuela per caso? No, perché? Perché mi diceva delle notizie un po' non tanto giuste, esatte. E faccio un esempio. Allora, la fidanzata del mio fratello, la sorella, vive a Caracas. Io sono tutti i giorni mio fratello, quindi ho delle buone notizie. Queste cose vogliono dire. Non si dice tutta la verità. Faccio solo un esempio. Quando concerne la gente che muore in ospedale, è vero. Ma perché? Perché sotto embargo in Venezuela non si permette neanche di
fare dei vari medicinali grazie agli americani. Se questo è il modello che vogliamo avere noi in Italia, io mi dissocio da militanti anche della Lega. Cioè non è che abbiamo tutti l'anello al naso, fortunatamente. L'altra cosa, hanno congelato tutti i beni del Venezuela in tutte le banche del mondo. E quindi non mi pare giusto dare certe informazioni. Cioè si può far credere che lì c'è guerra civile, ma non è vero. 100 persone in un piazzale che fanno rivedere sempre le stesse immagini. Cioè, collegatevi con internet alla TV di Stato di Caracas, del Venezuela. Semplicissimo, basta guardare, è in diretta. Sì. C'è molta malinformazione purtroppo. La Lega sta un po' andando oltre. Cioè, prima si parlava con Blondé, con tanti altri ospiti, adesso non sono più comodi e non sono più consoni alla nuova linea. Non va bene così, non va bene. Ciao ragazzi. Allora, non è proprio così. Eric, non so se vuoi commentare. Ma io ovviamente non vivo in Venezuela, non ho mai avuto il piacere di visitare quel bellissimo paese che è abitato da molti cittadini italiani. Ovviamente però mi baso su quelle che sono le notizie che escono ufficialmente dagli organi di stampa appunto liberi, che danno una rappresentazione molto diversa. Stamattina, ma anche ieri, si parlava di carri armati in piazza, e non penso che questa sia una situazione oggettivamente normale e consona per un paese civile, per cui credo sia difficile negare che oggi in Venezuela ci sia una situazione di straordinaria amministrazione che va gestita con metodi anche straordinari. Benissimo, allora Erika, ti prometto altre 2 telefonate e poi ti lasciamo andare, le sentiamo in successione e poi commentiamo. Pronto? Salve, buongiorno, sono Michele Caruso. Ciao Michele, prego. Salve. Senta, rispetto alla questione venezuelana, io vorrei dire che mi pare che sia già da molto tempo che ci sia una situazione incandescente e che c'è evidentemente un malcontento, c'è gente che comunque manifesta per le strade di Caracas, per tutto il Venezuela, perché comunque non ce la si fa ad arrivare a fine mese, c'è uno Stato poco liberale, insomma, dove c'è un Maduro, un regime comunque che viene avversato da più parti. Abbiamo visto che è stato tentato un golpe, c'è un Guaidó che cerca di guidare una rivolta, questo ingegnere che insomma in tutti i modi cerca evidentemente di prendere il posto, usurpare il titolo ed esautorare così il posto a Maduro. Io vorrei chiedere a questo punto, cioè l'Italia come altri paesi comunque hanno anche degli interessi petroliferi, sappiamo insomma l'importanza che riveste anche a livello strategico geopolitico questo paese, se stanno lì a guardare oppure se possono fare qualche cosa, perché comunque noi abbiamo degli ideali che non possono essere senz'altro insomma così compromessi e non possono essere barattati. Grazie. Grazie a te. Allora andiamo con un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, mi chiamo Egidio, chiamo da Milano. Ciao, prego. Volevo chiamare prima anche quando c'era la candidata precedente, ma era occupato. Non era candidata, deputata. La deputata. Tornando alla deputata precedente, sì. Allora, innanzitutto do ragione al signore che ha la cognata al genero in Venezuela. Bisogna un attimo informarsi, anche perché si può vedere su altri canali, su YouTube, che sostengono la tesi che portava il signore. Ma detto questo, tornando unendo i due candidati, tornando alla deputata precedente, non è che basta essere spigliati per rispondere alle domande. Una signora di una certa età ha chiamato, parlando, esponendo l'importanza del ruolo della casalinga, e lei è tutta spigliata, tutta allegra, ha risposto parlando dei nonni. Poi un'altra cosa per quanto riguarda l'educazione civica. L'educazione civica non è l'ONU, l'UNESCO, il casco blu, tutte queste cose qua, è comportarsi decentemente, non buttare la carta per terra. Io l'ho fatta l'educazione civica, non erano per forza un tot ore settimanali per accontentare i sindacati perché i professori devono fare 40 ore settimanali e devono rientrare in tutto questo. Quello che voglio dire non è, come diceva il signore, che la Lega sta cambiando linea, non è tanto quello, perché le cose, le condizioni cambiano, bisogna guardare diversamente e è che bisogna essere un po' preparati, non basta essere spigliati e rispondere alla gente e pensare di averli accontentati, bisogna approfondire le cose, ecco.
Se no dà l'impressione che tutti salgono sul carretto all'ultimo momento perché è quello che sta vincendo. Buona giornata. Buona giornata a te. Eric, per concludere, non so se vuoi commentare e chiudiamo qui. Ma io commento con l'ultima osservazione che ha fatto il signore con l'ultima telefonata. L'approfondimento va fatto sempre, è il ruolo soprattutto di noi politici. Noi siamo chiamati ad ascoltare le persone, ad analizzare i problemi che queste persone ci sottopongono, ad approfondirli e a trovare delle soluzioni. Io credo che questo lo cerchiamo di fare prima di tutto come buoni militanti e poi come deputati, senatori, consiglieri regionali e assessori regionali della Lega. Siamo un grande movimento, siamo appunto riconosciuti per essere vicini alla gente. Ovviamente ogni problema richiede tempo e pazienza, ma credo che così facendo delle buone soluzioni si trovino. Benissimo, allora Eric, grazie mille per essere stato qui con noi quest'oggi, buon proseguimento di giornata, a presto. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie mille a Eric Pretto, deputato della Lega. Guardiamo le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Sui migranti, il ministro dell'Interno Salvini al Papa dice integrazione solo con numeri controllati. L'integrazione vera è possibile solo con numeri controllati. Lo dico anche al Santo Padre, che parla sempre dei migranti porti aperti. Lo ha affermato il vice premier Matteo Salvini rivolgendosi a Papa Francesco, altrimenti è il caos e non credo che Bergoglio voglia il caos. Il muro di Viktor Orban in Ungheria ha ottenuto il risultato. I clandestini non entrano, ha aggiunto il ministro dell'Interno. Poi una notizia che riguarda la tassa di soggiorno. Nel 2019 gettito superiore a 600 milioni di euro. Roma da sola incassa 130 milioni. Seguono Milano con oltre 45 milioni, Firenze e Venezia con oltre 30 milioni. Sono i dati relativi al 2017, dati diffusi da Federalberghi. Una notizia di cronaca, un pensionato ucciso a Pesaro, 4 gli arresti incastrati da DNA e video. I divi individuati, i responsabili del feroce pestaggio dell'anziano nella sua abitazione la notte del 17 marzo. Residenti tra Marche ed Emilia Romagna, sono tutti originari della Calabria. I carabinieri di Pesaro hanno arrestato 4 persone per l'omicidio di Sesto Grilli, il pensionato di 74 anni trovato morto, legato e imbavagliato nella sua abitazione di San Lorenzo in Campo la notte del 17 marzo. Vediamo altre notizie. Un'altra notizia di cronaca a Torino: maltrattamenti su bimbi alle scuole elementari. La maestra ai domiciliari impediva ai bimbi di andare in bagno. Secondo le indagini, l'insegnante intimava agli alunni di non raccontare nulla ai genitori, prospettando loro gravi conseguenze. Allora, adesso andiamo in pausa pubblicitaria, ci risentiamo tra pochissimo. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde Ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati. su Radio Padania Libera. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot
@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondo Flex. Aprile, dolce dormire, diceva un vecchio proverbio. E a farvi dormire bene ci pensa la Mondo Flex. Abbiamo una promozione straordinaria. Con l'acquisto di un materasso in memory, in regalo una bellissima rete ad hoc in faggio. Venite a trovarci, vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Le dichiarazioni del capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, durante l'intervista rilasciata a Mix24, condotto da Giovanni Minoli. Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Lì subentra, c'è una carica morale o moralistica, fare un mestiere che non è nostro. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Noi vediamo cose gravissime, molto spesso non riusciamo ad avere le prove, non riusciamo ad avere le prove di chi le ha fatte. Ho avuto un forte scontro con una forza di polizia a Roma perché, avendo ritenuto di aver identificato l'autore di una violenza sessuale particolarmente efferata, hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto. Una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ecco, io quando lei mi dice perché torno sempre sul termine equilibrio, credo di avere confusamente detto un po' che cosa significa. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL, in collegamento al telefono con noi abbiamo il deputato della Lega Gianni Tonelli. Buongiorno Gianni. Buongiorno a tutti voi. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Allora Gianni, cosa è successo il 1° maggio a Torino? No? Ci sono stati degli scontri tra i Notav e la polizia, il ministro Salvini ha ringraziato le forze dell'ordine. Tu che ne pensi di quello che è successo? E cosa è successo? Ecco. Purtroppo è una cosa che stiamo vedendo da decenni, si era parzialmente sopita nell'ultimo periodo dei governi di sinistra, ma piano piano stanno risvegliando chiaramente quegli ambienti che sono ambienti antagonisti, ambienti anarchici, quei gruppi di persone che vanno molte volte in piazza a manifestare non lo sanno neanche per loro, come quando vanno in manifestazioni sportive allo stadio a doversi azzoppare con delle risse da guerriglia urbana. Certamente è difficile trovare una spiegazione. Purtroppo voglio dire, questi gruppi si inseriscono oggi, mentre negli ultimi anni erano un attimino sopiti perché c'era un interesse della sinistra al governo a doverli controllare, mitigare, un po' sopire, sì. Adesso invece vi è questo tra virgolette interesse, o quantomeno vengono lasciate per le sciolta. Ecco, quindi sì. La situazione è chiara, si manifesta e si deve manifestare, perché manifestare è un dovere, non è solo un diritto, ma pacificamente senza armi, come dice l'articolo 17 della nostra Carta Costituzionale, anche perché se anche una manifestazione, indipendentemente da chi la promuove, da quale sia la finalità, alla fine viene deviata da gruppi di facinorosi, è chiaro che il senso della manifestazione viene perso, l'attenzione mediatica si concentra su questi professionisti del disordine pubblico e la democrazia ne ha assolutamente un danno. Ringrazio il Ministro che, voglio dire, poi
Matteo Salvini, parlo proprio in questo caso anche da deputato della Lega come mio leader, è sempre stato vicino a quello che è la condizione delle forze dell'ordine, il servizio delicato che viene fatto, e certamente, voglio dire, lui sa da che parte stare, dove sta il bene, dove sta il male, dove sta la brava gente, dove stanno i mascalzoni. Certo, senti Gianni, poi il 1° maggio ci sono stati diversi concerti in tutta Italia, anche a Napoli c'è stato il concerto, no, dei centri sociali, c'è un articolo sul secoloditalia.it che tu hai anche riportato sulla tua pagina Facebook. I soldi per il concerto ci sono, scrivi: il comune di Napoli da tempo si trova in predissesto e con un debito enorme, tuttavia il sindaco De Magistris non rinuncia a questo concerto. Che cosa ha fatto il sindaco? Ecco. Io posso dire, mi viene da sorridere, il De Magistris, verso il quale non ho mai nutrito stigma, ma questo è un fatto mio associativo, come giudizio dai tempi, voglio dire, di Why Not, quindi censurati anche dal Consiglio Superiore della Magistratura quando sviluppava un'altra funzione, in questo momento sta cercando una collocazione politica, perché ormai il secondo mandato volge al termine e quindi in qualche modo si deve tentare di ricollocarsi. Dove si può ricollocare? Certamente non nell'area di centrodestra, dove per le sue posizioni passate non troverebbe, quindi sta provando nel vuoto che si è creato nell'area di centrosinistra. Sì. E quindi un po' nello sconquasso di quelli che sono il quadro politico italiano, e quindi a mio parere è stata una scelta assolutamente improvvida, perché avesse pensato invece che ai centri sociali, ai napoletani, ai cittadini che amministra, ma questo non lo ha fatto prima, non lo fa adesso. Certo, senti, e poi invece c'è un'altra notizia, no? A Torino l'insegnante che ha augurato la morte ai poliziotti al corteo contro Casa Pound, qual è la novità di questa insegnante? Che ha tentato il ricorso e gli è stato rifiutato, bene o male, quindi starà fuori, perché queste persone non hanno il diritto di fregiarsi dell'appellativo di educatori, perché non sono in grado di educare se stessi. Dovrebbero prima fare un corso di autoeducazione o sottoporsi ad un corso di educazione per educatori, e dopodiché potrebbero anche ambire questo ruolo. Purtroppo c'è un problema molto che viene posto in luce, che ha posto in luce, ma non voglio generalizzare, però è marcatamente presente sul fatto di dire della politicizzazione di certi settori, compresi quello della pseudocultura autoreferenziale italiana, e anche nelle scuole, ma era la politica, voglio dire, degli anni 70 di Berlinguer. Visto che non si riesce a prendere il potere secondo quelli che sono i canoni normali, naturali del voto, cerchiamo di occupare i settori degli ambienti pubblici, tra i quali vi è stata anche la cultura e la scuola, quindi una forte infiltrazione ideologizzata vi è stata, e una persona che si pone in quella maniera io non la voglio ad insegnare ai miei figli, assolutamente, perché è una persona deleteria e devastante per se stessa, figuriamoci per gli altri. Certo. Senti Gianni, per quanto riguarda la legittima difesa, il Presidente della Repubblica ha promulgato questa legge. Tu che ne pensi di questa legge? Questa è la bandiera, perché questa è la boa attorno al quale viene certificata un'inversione della rotta. Mentre prima il sistema ruotava attorno ai delinquenti perché vengono considerati da una certa fetta ideologica della sinistra come le vere vittime di un sistema, come il prodotto delle ingiustizie di una società sbagliata capitalista, e le persone, la brava gente, doveva caricarsi, oltre all'onere delle tasse, anche l'onere di patire in maniera inerme di patire gli effetti devastanti e deleteri delle azioni criminose. Oggi finalmente è cambiato, la gente per bene ritorna al centro del sistema. La legittima difesa è importante, certamente per coloro che sono trovati coinvolti in vicende assolutamente assurde e giudiziarie, ma è importante per il principio. La gente, la brava gente, le persone per bene ritornano come deve essere una società normale al centro del sistema. Ritornano all'attenzione, vengono riportate alla massima attenzione da parte di quello che è lo Stato. In tutti questi anni la brava gente, i cittadini si sono sentiti sul fronte della sicurezza, della giustizia, della tassazione
veramente bistrattate le persone, si è sfilacciato questo rapporto fiduciario fra lo Stato comunità e lo Stato persona proprio per questo motivo, e questo rappresenta proprio il cuore del problema, cioè il sentimento positivo che ripropone e rimette i cittadini al centro dell'attenzione dell'ente pubblico. Certo. Gianni, abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Ascolta, io ho letto questa mattina su un Corriere datato di qualche giorno fa che sono stati richiesti come risarcimento 196.000 euro a un nostro ex assessore Galli, perché aveva assunto in regione un suo parente che non era all'altezza di svolgere il compito, per cui deve risarcire lo stipendio di questo qua. Allora voglio dire, ma in Italia ci sono sempre due pesi e due misure. Se noi facciamo queste cose come sono giuste, no? Perché se uno ha buttato via dei soldi è giusto che poi risarcisca, bisognerebbe andare a prendere anche tutti i politici Prodi in testa, il quale ha fatto dimezzare con la storia dell'euro il potere d'acquisto per il 50%, anzi per il 100%, perché ha dimezzato il potere d'acquisto degli italiani. E andare a vedere gli Amato, tutta questa gente qua, che con le loro politiche ci hanno impoverito. Perché allora si può fare per uno e per questa gentaglia, no? Sì. Vi saluto. Grazie mille. Gianni, non so se vuoi commentare. No, non è, il problema è l'onere della prova, che in questo caso diventa, oserei dire, una prova diabolica. Certamente queste persone hanno fatto dei disastri per il nostro paese. Una margherita costava 7.000 lire e dal giorno dopo costava 7 euro, quindi tutti hanno provato sulla propria pelle quelli che sono stati gli effetti devastanti. Certamente bisogna pensare ad una nuova nazione, a un nuovo Stato, quello che sta facendo il nostro capitano, perché noi dobbiamo prepararci in questo momento a governare per più legislature, a prendere il governo del paese, renderlo stabile per più legislature, perché qui va risistemato completamente un paese che nella Seconda Repubblica è stato molto squassato, ma questo da fatti che derivano proprio dall'ingegneria costituzionale. Vanno promosse delle riforme sostanziali e va sistemato, perché da quando Monti è arrivato sulla scena politica, anche sotto il profilo economico per l'Italia, gli italiani sulla loro pellaccia se ne sono resi ben conto. Benissimo. Senti Gianni, ti faccio un'ultima domanda. Come commenti due brutti episodi di violenza, la violenza che c'è stata a Viterbo il 12 aprile scorso di due ragazzi, e poi anche l'altra violenza che è successa a Manduria, dove vittima è stato un povero anziano? E qui veramente sono delle cose che sono deplorevoli e devastanti. Bisogna ricominciare un assetto sociale che sia differente. Se vogliamo investire sul gender, questo alla fine è il risultato finale. Noi dobbiamo cercare invece di riportare la famiglia, la logica del buonsenso, di rieducare anche i genitori a dover e di investirli delle loro responsabilità con riferimento ai figli. Il problema non passa per uno smartphone e basta l'educazione dei figli. Cioè, queste persone sono persone che io veramente mi chiedo, ma da dove sono saltati fuori? Delle persone che per divertirsi devono andare a malmenare un povero disgraziato. Certo, certo. Senti Gianni, oggi sei per caso in Emilia con il ministro Salvini? Oggi sono a Castelguelfo, qua con il gazebo, dove mi sono candidato per spirito di servizio, mi sono candidato a sindaco di Castelguelfo, perché devo strappare alla sinistra, dopo 74 anni di monopolio interrotto del potere amministrativo locale, gli devo strappare l'amministrazione, devo fare di tutto per riuscire a farlo. Sono qua davanti a contattare i cittadini e spiegare loro che serve una nuova gestione. Senti Gianni, alla Camera in programma la prossima settimana cosa c'è? Adesso ci sono varie, c'è questa riforma anche costituzionale, dovremo vedere anche questa riduzione dei parlamentari che sicuramente va affrontata nella maniera adeguata. Bisogna non farsi prendere la mano dal populismo, ma guardare a quello che può essere un risparmio di spese, una razionalizzazione, un efficientamento del sistema. Benissimo, allora noi ti ringraziamo, ci risentiamo prossimamente. Grazie mille a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie mille, grazie. Allora, adesso ascoltiamo l'intervento del Premier Conte di ieri quando parla delle dimissioni del sottosegretario Siri. Porrò, assumendomene tutta la responsabilità politica, all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri la mia proposta di revoca della nomina al sottosegretario del senatore Siri. Questa proposta di revoca
attenzione, non comporta il fatto che io mi voglia ergere a giudice del caso. Questo compito spetta ai magistrati. Le mie valutazioni sono più ampiamente politiche e sono ricollegate alla responsabilità che mi spettano quale massima autorità di governo. Attenzione ancora, questo non vuol dire che Armando Siri sia colpevole per il fatto di corruzione di cui è attualmente indagato. Siri, tengo a precisarlo a tutti i cittadini, è coinvolto in indagini preliminari e gli elementi sin qui emersi non giustificano che sia sottoposto a una gogna mediatica. Qui scatta il principio di civiltà giuridica e invito tutti, anche gli organi di stampa, a evitare un processo mediatico sommario. Anzi, ne approfitto dell'occasione per esprimere vicinanza non solo a lui, ma anche alla sua famiglia, a sua moglie, alla sua figlia 24enne, perché in questo momento lo stanno sicuramente condividendo con il marito, con il papà, questo sofferto passaggio. Io ho incontrato il sottosegretario Armando Siri lunedì sera, ho avuto con lui in tarda sera un lungo colloquio, un paio d'ore di colloquio, nel corso del quale egli si è reso disponibile a fornirmi alcuni dettagli sulla vicenda giuridica che lo vede coinvolto. Questo incontro l'avevo preannunciato, l'ho ritenuto necessario anche al fine di prendere una decisione ponderata e mi è sembrato doveroso innanzitutto confrontarmi con il diretto interessato, ascoltare le sue ragioni. Vengo alla decisione. Ho sempre rivendicato per questo governo un alto tasso di etica pubblica, che significa assicurare che la condotta dei singoli membri del governo sia sempre orientata al perseguimento del bene pubblico con piena trasparenza di operato. Nel caso di specie, il sottosegretario Siri si è prestato a raccogliere l'istanza di un imprenditore che chiedeva l'approvazione di una norma che avrebbe favorito, per così dire, retroattivamente alcune sue attività imprenditoriali che si erano già concluse. Questo passaggio lo voglio chiarire. È normale ricevere, e non mi meraviglio, ricevere suggerimenti per l'introduzione di nuove norme o di modifiche normative da parte di associazioni di categorie, di vari stakeholders. Come governo però abbiamo la responsabilità di discernere e valutare in particolare se queste proposte hanno, come propriamente le norme giuridiche, il carattere della generalità e astrattezza e quindi perseguono l'interesse generale o se invece sono norme che avvantaggiano il tornaconto di singoli imprenditori. In questo caso la norma non avrebbe introdotto incentivi per attività imprenditoriali future. Voglio essere ancora più chiaro, non avrebbe offerto rispetto agli imprenditori che si accingono a svolgere attività una parità di chance, avrebbe offerto invece vantaggi retroattivi, una sorta di sanatoria per gli imprenditori che si fossero ritrovati nella condizione di aver svolto in passato alcune determinate attività. Insomma, per dirla in breve, la norma non era generale, era astratta e non disponeva per il futuro. Ecco, per queste ragioni io ho valutato la necessità, l'opportunità di dimissioni da parte del segretario Siri. Ho letto una sua dichiarazione che è pervenuta poco fa, in cui lui preannuncia che si dimetterà entro 15 giorni dal momento in cui incontrerà e verrà ascoltato dai magistrati. Però io credo che la vicenda giudiziaria e il procedimento giudiziario avrà un suo corso. La vicenda politica ha delle altre connotazioni che ho riferito in premessa. Noi dobbiamo essere credibili, responsabili in questi passaggi fondamentali. Le dimissioni o si danno o non si danno. Dimissioni future che vengono ricollegate a iniziative, collegate poi specificamente ad attività giurisdizionali, ad attività dei giudici, non credo abbiano molto senso. Questo lo dobbiamo sia per la chiarezza dell'azione di governo, trasparenza dell'azione di governo, che per rispetto delle istituzioni. Aggiungo peraltro che, come esperienza di avvocato,
È chiaro che eventuali dichiarazioni spontanee che l'interessato potrà rendere ragionevolmente non potranno segnare una svolta rispetto a questa fase preliminare di indagini. Il piano della vicinanza personale e il principio di civiltà giuridica della presunzione di innocenza non impediscono affatto, non precludono affatto la soluzione che ho individuato. Siri farà un passo indietro in ragione dei fatti che gli sono stati contestati, della oggettiva gravità di questi fatti. Stiamo ragionando di un'accusa di corruzione, ancorché allo Stato non risultano provati, e aggiungo della oggettiva difficoltà di poter attendere alle attività istituzionali, dovendo concentrarsi sulle necessarie attività difensive. Ecco, abbiamo sentito l'intervento del Premier Conte ieri sulle dimissioni del sottosegretario Siri. Guardiamo delle notizie che ci giungono dal mondo. Un uomo giustiziato in Georgia uccise la fidanzata e un'amica 25 anni fa, condannato, dice viamo tutti, un uomo condannato a morte per l'uccisione della sua fidanzata e di un'amica di questa 25 anni fa è stato giustiziato la notte scorsa negli Stati Uniti. Il condannato Scotty Garland Morrow, di 52 anni, è morto alle 21:38 di ieri sera ora locale, alle 3:38 di oggi in Italia, nel carcere di Jackson in Georgia, dopo che gli era stata praticata un'iniezione letale di pentobarbital. Prima di morire Morrow ha detto di essere pentito per l'uccisione delle due donne a colpi di pistola e per il ferimento di una terza. L'uomo aveva chiesto scusa a parenti e amici per il dolore loro provocato. Viamo tutti, ha concluso. C'è stato un terremoto, una scossa di terremoto di 6.1 a nord-est delle isole Salomone. Al momento non vi sono notizie di un possibile tsunami. E poi andiamo in India. Il ciclone Fani perde forza, chiuso l'aeroporto di Calcutta. Il ciclone Fani sta lentamente perdendo forza dopo essersi abbattuto questa mattina sulla città di Puri nello stato di Odisha. Lo ha reso noto il Dipartimento Meteorologico indiano. Le autorità aeroportuali del paese intanto hanno annunciato che l'aeroporto di Calcutta verrà chiuso nel pomeriggio in previsione dell'arrivo del ciclone, che ora viaggia ad una velocità di 175 km/h in direzione nord-est. Il ministro Salvini dice: Conte mi sfidi sulle tasse. Il leader della Lega dice: il premier non l'ho sentito, io lavoro. Ed il ministro Toninelli dice: bene Conte, tutelare l'immagine del governo del cambiamento per quanto riguarda il caso Siri. Poi la notizia dell'anziano picchiato a morte a Manduria. Il GIP dice era braccato dai suoi aguzzini. Restano in carcere i componenti della gang di bulli che ha torturato e ucciso il pensionato di Manduria. Hanno inclinazione ai reati, totale inaffidabilità e completa assenza di freni inibitori. Poi una notizia di mare, una notizia di ambiente. Bandiere blu salgono a 183. Liguria in testa con 3 new entry, 8 comuni in più dello scorso anno e 12 nuovi ingressi. La notizia sul reddito di cittadinanza: oltre 1 milione di domande di reddito prima la Campania. Nuovi dati dell'INPS sulle domande, alte anche in Lazio, Lombardia e Puglia, ultimi il Friuli e la Valle d'Aosta. Allora, adesso sentiamo l'intervento del ministro di questa mattina a Fidenza, in provincia di Parma, del ministro Salvini, e noi ci risentiamo dopo alle 13:10 con la trasmissione legata all'agricoltura. Venerdì mattina, quindi immagino che parecchi di voi magari abbiano chiesto un'ora di permesso, abbiano chiuso il negozio per un'ora, qualcuno ha viaggiato da scuola e quindi a qualcuno abbiamo fatto un regalo. Come è possibile? Naturalmente tanto la prof se ne farà una ragione. Un saluto